State godendo l'ultimo sole in centro libere, tra virgolette. Esattamente, sì, facciamo una passeggiata, respiriamo un po' d'aria, cercando sempre ovviamente di rispettare quelle che sono le regole. Ultime giornate con il Veneto in fascia gialla e Padova si anima come ogni fine settimana di quanti approfittano del sole per una passeggiata tra le piazze del centro storico. Il rischio assembramenti è dietro l'angolo, per questo restano confermate sabato e domenica le ordinanze adottate dal Comune. Senso unico con direzione Prato della Valle Centro in via Roma, ritorno consigliato da via Barbarigo, via del Santo, chiusura dalle 14 alle 22 dell'Isola Memmia di Prato della Valle. In piazza Duomo, dove negli scorsi fine settimana si sono spostati numerosi gruppetti di giovani, scatta la sorveglianza di un'ottantina di agenti delle forze dell'ordine con la presenza anche di personale in borghese. Nel frattempo inizia il conto alla rovescia per la zona arancione. Purtroppo non essendo capaci di autoregolarci adesso ci tocca la zona arancione e insomma, quindi ci prendiamo la responsabilità delle conseguenze che facciamo. Tutti hanno bisogno di uscire, di andare in giro, sono stanchi sicuramente della situazione, però serve anche del buon senso perché fra la zona arancione e la situazione di oggi credo ci sia una via di mezzo. Se le misure sono necessarie è giusto farle, però a questo punto io preferirei un lockdown totale, 3 settimane fatte bene, vaccinare più gente possibile, ammesso che arrivino questi vaccini, e poi sperare in una ripresa e aprire tutti. Pesante però la zona arancione ancora. Certo, penso pesante per tutti, pesante soprattutto per i giovani perché comunque tutto a distanza, niente socialità.